Adesso la parola all'assessore regionale Giovanni Berino, che ringrazio di essere qua, che oltre ai saluti della Regione Liguria interviene anche con il primo intervento e ci darà una panoramica sui progetti liguri e poi che sarà seguita da Francesca Montalto di Agenzia in Liguria. Quindi adesso ascoltiamo l'assessore Berino. Grazie mille. Intanto vi porto i saluti del Presidente Totti, che come sapete è molto attento al turismo, non solo ai dati del turismo ma a come fare turismo in Liguria, e da qui prendo subito spunto da quello che è appena stato detto. È indubbio che viviamo un momento storico molto particolare in questi 3 anni, 2 anni, 3 anni, perché ci siamo trovati col cambiamento dell'ordinamento a fare i conti con il venir meno di quelle strutture intermedie che facevano sì che la regia fatta dalla regione trovasse ascolto e regia appunto nei territori. Le STL non ci sono più, le province sono scomparse e quindi c'è un vuoto da riempire, su cui stiamo ragionando e che sarà al centro delle nuove linee guida del turismo che stiamo redigendo, anche perché naturalmente forse si è arrivati, senza dare responsabilità a nessuno, si è arrivati un po', come dire, impreparati a questo cambiamento legislativo che però sul nostro modo di fare turismo può provocare questi vuoti a cui appunto accennavi tu prima. Giustamente quello che magari la regione fa, cerca di fare nel miglior modo possibile con i pochi fondi che ha a disposizione, non sempre ha, come dire, la catena che lo riporta sui territori, e questa è una difficoltà ulteriore a cui dobbiamo far fronte. Fortunatamente i dati sono più che positivi e come è emerso anche da un'analisi fatta ieri sul secolo XIX, sono dati molto positivi per la Regione Liguria, che non possono essere solo giustificati dal momento internazionale favorevole, già che sono molto superiori a quelli di altre regioni concorrenti dell'Italia e anche ad altre regioni concorrenti d'Europa, quindi probabilmente come Liguria, non dico come Regione Liguria ma come territorio ligure, siamo riusciti a dare qualcosa in più ai turisti che dal 2014, sempre in crescita come numeri, sono venuti, hanno scelto la Liguria come meta, come loro destinazione turistica, e che sono tornati, ma non solo sono tornati, hanno col passaparola, che è una grande cassa di risonanza per la promozione del territorio, hanno fatto sì che altri ancora continuassero a venire in Liguria, avvicinandoci, anzi superando per la prima volta il dato storico delle 14 milioni di presenze, dico per la prima volta negli ultimi 8 anni, e quindi con grande soddisfazione di tutto il territorio ligure, visto che siamo in provincia di Savona, con particolare riferimento alla provincia di Savona, dove c'è stato il trend maggiore, ad esempio a settembre, di tutta la Liguria, e anche qua a finale un dato molto molto buono per settembre, e ce lo attendiamo anche per ottobre. Questo per dire cosa? Che ho detto del cambiamento legislativo, quindi del panorama cambiato per poter fare regia in un territorio come la Liguria, molto, molto complicato per la sua stessa conformazione, ma anche viviamo in questi ultimi 10 anni, come è già stato anche accennato, in un momento in cui sono cambiate le regole del marketing, sono cambiate moltissimo e cambiano rapidamente le regole della comunicazione, e per un ente pubblico un po' mastodontico come sono le regioni in Italia non sempre è facile cambiarsi pelle, come cambiano le tecnologie, come cambiano i modi di comunicare. C'è stato negli ultimi 15 anni varie fasi
della promozione del territorio e quindi del marketing del territorio in Liguria, ma nessuna, perché quella precedente era sbagliata. Ieri dicevamo per scherzo, non per scherzo, che viviamo in un mondo in cui si va molto velocemente, in un mondo in cui il turista viene, vede, se ne va, fa outdoor, quindi fa attività fisica, sportiva, non sportiva, vuol vedere il più possibile. Questo sembra essere completamente il contrario di quello che 15 anni fa diceva la mia predecessore Profumo, la Liguria slow, e invece in tutto questo mondo frenetico lo slow trova di nuovo il suo modo di imporsi e di essere attrattivo per il turista. E quindi è chiaro che è molto complicato scegliere qual è il target da dare ad un territorio, ripeto, lungo e stretto come la Liguria, ed è anche complicatissimo scegliere quale può essere il marketing migliore. Non possiamo non tenere in considerazione quanto è stato detto dal Presidente nelle sue parole iniziali. Già solo guardandoci attorno in questo magnifico posto dove siamo ospitati, in Italia abbiamo delle certezze assolute che sembra quasi noioso ripeterlo, ma abbiamo un territorio delle ricchezze che ci hanno tramandato nei secoli e nei millenni, che sono lì solo da essere vendute. A noi che ci viviamo, anche agli operatori turistici, sembra banale, ma assolutamente banale non è. Basta vedere gli occhi stupiti di quando gli stranieri sbarcano dalle navi da crociera a Savona, a Genova o a Spezia e si imbattono nei nostri borghi medievali. Probabilmente la maggior parte di loro non comprende neanche che abitualmente noi viviamo in case del 1300, del 1400, del 1500, da loro sarebbero tutti edifici protetti. Noi non ci scriviamo neanche fuori l'età che hanno questi edifici. C'è una assuefazione di fondo al bello che noi italiani, noi liguri abbiamo, da cui però bisogna svegliarsi, togliersi da questo torpore e iniziare a essere orgogliosi di tutto quello che ci circonda. Soprattutto qua in Liguria, dove diamo per scontate moltissime cose, dove a volte ci adagiamo sul fatto che viviamo in una terra bella, rigogliosa, col mare nelle montagne, e ci ostiniamo a non voler vendere tutto questo bello che abbiamo e a non voler collegare una cosa con l'altra. Mi riferisco alla nostra costa, al nostro mare molto bello e apprezzato, e al nostro entroterra che è altrettanto bello, apprezzato e importante, e che proprio qua a Finale ha trovato per primo il giusto legame col mare. E qua a Finale è nato il miracolo dell'outdoor, declinato nelle sue varie opportunità che la Liguria può dare, quindi l'arrampicata, la mountain bike, il trekking e tutto quello che si può fare in ogni posto della nostra bella Liguria. Sono fenomeni che qua in Liguria sono nati, che potrebbero, e ci stiamo tentando di farlo, essere sfruttati anche a livello regionale, proprio attraverso la preziosa azione dell'agenzia in Liguria, qua rappresentata da Francesca Montaldo, che parlerà dopo di me, che sta facendo una grande opera per quanto riguarda la promozione di una Liguria che fino a poco tempo fa non era venduta, diciamo così, non era mai stato fatto marketing su questo particolare aspetto. E quando parlo di Liguria parlo di Liguria intera, non solo di alcune parti come appunto quella che oggi ci ospita. È chiaro però che tutto questo sforzo della regione di fare regia, di fare promozione del territorio, trova un grande limite, che è quello delle risorse a disposizione che negli anni sono scese tantissimo, e spiego anche per quale motivo. In una regione che vuole essere turistica come la Liguria poi non è facile reperirne altri. I capitoli di bilancio, quando si trovano fatti, è difficile, perché per far crescere il mio capitolo
di bilancio del turismo qui terrei molto, dovrei andare a erodere quello di altri assessorati, ma con la situazione che abbiamo in Italia nella sanità e nei trasporti che riguarda i nuovi è quasi impossibile andare a erodere altri servizi essenziali da dare ai cittadini per trovare fondi per la promozione turistica. E allora è qui che la regione deve fare regia e deve sfruttare, tra virgolette, perché è una parola che non è che mi piace molto, ma deve riuscire a sfruttare la collaborazione degli enti locali, delle associazioni, per far sì che tutte le energie vengano impiegate e investite in un'unica soluzione, che è quella della promozione del territorio. La regione fa la promozione del brand Liguria, perché pensiamo che la Liguria debba essere promossa nella sua interezza, lasciando poi agli enti locali la promozione dei propri territori. Io ritengo che l'Italia, e su questo penso che l'Enit stia lavorando nella direzione giusta, debba tornare a proporsi sui mercati mondiali come un'unica entità, perché l'Italia è bella e merita di non essere anche nelle occasioni internazionali frammentata in 21 regioni, ma merita di essere promossa nel suo complesso. Poi spetta all'interno di questo complesso Italia alle varie regioni fare la loro parte di promozione, ma all'interno di un panorama unico che vede tutta la nazione unita, e poi all'interno delle regioni i vari territori che più o meno possono e alcuni vogliono fare promozione. La bellezza, come è cambiato il marketing ce lo rappresenta, ad esempio, come può cambiare il marketing e come c'è l'esigenza che il marketing anche della nostra regione cambi, e quindi di farci vedere in un modo differente da come magari molti possibili turisti ci vedono. C'è rappresentata dalla premiazione che abbiamo fatto l'altro giorno a Genova, organizzata da In Liguria, dei video fatti dai videomaker raccolti da Zuppa, questa associazione a cui in Liguria ha fatto riferimento, un'occasione bellissima per vedere come i videomaker giovanissimi per lo più vedono la Liguria, una serie di 5 filmati che sono stati premiati, trattati. Ricordo, Francesca, quanti potevano essere quelli arrivati? Ecco. I 5 che sono stati premiati ci fanno vedere una Liguria che anche a noi liguri stupisce. In poche decine di secondi una raffica di immagini montate in modo molto molto bello per il web, che ci fa vedere una Liguria diversa, pur se sempre la stessa, e che riescono a sfondare sul web aprendo la nostra promozione a tutta una serie di giovani, di persone che a cui non riusciremo ad arrivare con un altro tipo di promozione. Uno di questi filmati avrà l'onore di promozionare la Liguria al Festival di Sanremo, e quindi far sì che almeno 10 milioni di persone ogni sera vedano la Liguria in quei 30 secondi nel modo migliore possibile. Questo lo dico perché stiamo tentando in ogni modo di, permettetemi la parola, di svecchiare l'immagine della Liguria, ma non di svecchiarla perché la Liguria è vecchia, ma di svecchiare l'immagine promozionale della Liguria, perché pensiamo che sia una regione in cui turisti che non sono mai venuti possano trovare il loro sbocco come destinazione. E questo fa parte di una parte della promozione, di una parte del marketing che poi naturalmente bisogna sfruttare, perché poi se i ragazzi, i giovani, coloro che a migliaia hanno già cliccato su questi video vengono in Liguria, poi devono trovare in Liguria quello che viene trasmesso loro nel filmato. Come, e lo ripeto, anche qui noi che come Liguria rappresentiamo il primo territorio per passaggio e sbarchi di turisti crocieristici in tutta Europa, in tutto il Mediterraneo, abbiamo l'occasione di far sì che questi turisti, che naturalmente
non dormono, moltissimi non mangiano neanche sul nostro territorio, ma sono milioni di turisti che hanno l'opportunità di vedere delle cartoline, come se la loro nave davanti alla televisione vedessero uno spot della Liguria. Loro, chi sbarca per poche ore, chi rimane sulla nave ha uno spot della Liguria davanti. Noi dobbiamo avere la forza dell'opportunità, visto che abbiamo l'opportunità di far sì che questo spot per loro sia il meglio possibile, non perché tornino a fare crociera in Liguria, perché sempre col passaparola o in loro stessi nasca la voglia di venire a fare una vacanza, come dire, stanziale in Liguria anziché venirci solo con la nave. Quindi i nostri territori, nel Savonese, a Genova, nello Spezzino, hanno l'opportunità di farsi vedere, ripeto, magari per poche ore, magari per pochi minuti, ma di farsi vedere dalle navi, quindi da questi moli che io vedo come il proseguimento dell'entroterra verso il mare, perché hanno la possibilità di far approdare navi con centinaia, anzi 2,5 milioni circa di passeggeri annui, che anche se per poco possono vedere non solo la città, ma possono vedere il nostro entroterra e scoprire quanto è bella la Liguria e raccontarlo in giro per il mondo. Dopo, questo quindi è un'altra parte di quello che possiamo vendere a costo zero, senza spendere, sono opportunità che altri ci danno. Naturalmente un'altra parte del marketing che la Liguria può fare, creando il prodotto che poi sta ad altri saper diffondere e saper vendere, sono la tipicità e la tipicità dei nostri prodotti, la tipicità anche di come i nostri prodotti vengono coltivati e vengono fatti. Anche questo sembra banale, ma fino a poco tempo fa era quasi impossibile per un turista andare a visitare organizzato un frantoio o una fabbrica di pesto o una fattoria dove si fanno i nostri buoni formaggi, o andare nella mia Sanremo visitare una coltivazione di fiori. Si ci riusciva, ma auto-organizzandosi. Questo è un altro aspetto del marketing su cui dobbiamo come regione, quindi come territorio, puntare, perché abbiamo delle eccellenze a cui noi siamo abituati, ma a cui la maggior parte dei turisti abituato non è. Su questo tutti assieme si può fare sistema, naturalmente partendo dal presupposto che fa sorridere, il pesto è diventato il condimento più famoso al mondo, avendo superato alla bolognese. Quindi in tutto il mondo sanno cos'è il pesto, molto probabilmente il 90% di quelli che sanno cos'è il pesto non sanno che il pesto è una tipicità ligure, perché lo assaporano in Medio Oriente, in Oriente Estremo, negli Stati Uniti, in Australia e in Cina, ma noi dobbiamo avere la forza di portarli qui, a assaggiarlo qui, a vedere come si fa qui, perché un brand così importante come il pesto deve essere sfruttato per sviluppare il turismo nei nostri territori. Anche qui niente di nuovo, perché in Piemonte col Barolo e col Tartufo sono riusciti a far diventare turistici posti che erano conosciuti solo per i loro prodotti. Noi abbiamo la fortuna di avere alcuni posti in Liguria che sono attrattivi a livello internazionale, collegandoli ai nostri prodotti possiamo far sì che l'attrattività della Liguria dal punto di vista turistico salga ancora. Sto lanciando naturalmente argomenti che appaiono separati uno dall'altro, ma che fanno tutti insieme nel complesso, costituiscono la strategia che come Regione Liguria ci stiamo dando per la promozione del territorio. Naturalmente abbiamo anche delle difficoltà che noi liguri ci creiamo nella promozione del territorio, perché una che per me che sono della Riviera come finale, voglio dire, ci sembra banale, ma invece ci ha fatto sì che nei decenni perdessimo questa denominazione. Ancora in Inghilterra, in Germania, anche in Francia, in altri posti internazionalmente conosciuti, la Liguria è conosciuta come The Italian Riviera. Noi abbiamo rinunciato a usare questo brand che è ancora conosciutissimo di Italian Riviera, perché
sembrava che promuovendo Italia Riviera non promuovessimo Genova città o non promuovessimo l'entroterra. È stato un errore fotonico, giustamente è stato un errore gravissimo rinunciare e tentare di farci espropriare dagli altri di questo Italia Riviera come brand da vendere. Sarebbe giusto che i comuni che formano le riviere, ma anche le associazioni, si autoimponessero di riutilizzare, visto che non si può fare dal punto di vista ufficiale, non è che non si può mettere Italia Riviera noi come Regione Liguria sulla carta che scriviamo, però nella promozione dei territori questo si può fare. Questo si può fare capendo già noi, facendo capire a tutti i liguri che promuoverci come Italia Riviera non vuol dire lasciare indietro o lasciare fuori nessuno dalla nostra promozione, ma vuol dire chiamarci col nome che internazionalmente ci viene riconosciuto, senza andare alla ricerca di qualcosa di nuovo, ma recuperando un patrimonio che ci viene dal passato. Abbiamo anche delle difficoltà intrinseche da superare, che però i dati turistici degli ultimi anni ci fanno capire che davanti all'offerta turistica buona, davanti alle attrattività che riusciamo a comunicare, ci sono alcuni ostacoli come la difficoltà di raggiungere la Liguria che sono superati, vengono superati volontariamente dai turisti che cercano la Liguria. E su questo ne parlavamo ieri a Genova con l'aeroporto, c'è anche necessità di fare marketing su quello che abbiamo. Finalmente l'aeroporto di Genova sta crescendo con nuove rotte, grazie a KLM, grazie a Volotea che hanno deciso di investire sull'aeroporto di Genova, e quindi la Liguria si trova collegata molto più di prima attraverso i viaggieri al resto dell'Europa e al resto del mondo. Facciamo sempre difficoltà a vendercelo tutto questo, e quindi con difficoltà ma con molto entusiasmo e con molta voglia stiamo lavorando per arrivare appunto a dicembre a dare un quadro complessivo di quello che vorremmo che fosse la promozione del territorio e il prodotto da vendere su cui attorno a fare marketing per i prossimi anni, e contiamo di arrivarci a dicembre in occasione di quello che sarà gli stati generali del turismo che il Presidente Toti ha voluto svolgere entro il 2016. Dico sempre, io che sono ottimista, che alla base di tutto ci deve essere l'entusiasmo, ci deve essere, e questo non dubito che ci sia, l'amore per il nostro territorio. Naturalmente ce lo diciamo ed è giusto dircelo, ma ne dobbiamo essere convinti, la Liguria è un posto bello, bellissimo, e che noi liguri abbiamo l'opportunità di fare apprezzare nel miglior modo possibile a tutti i turisti che scelgono la Liguria come loro meta. Non è difficile, naturalmente ci sono alcune abitudini che non hanno ancora trasformato completamente la Liguria in un territorio turistico, perché io dico sempre che il turismo si fa dalla mattina quando si esce di casa alla sera quando si va a dormire, che tutto è turismo, non sono solo turismo gli alberghi, gli stabilimenti balneari, i bar e i ristoranti, ma sono turismo anche tutto quello che sta attorno, perché un turista vuole sentirsi, come dire, ben accetto in ogni parte del paese che visita, in ogni momento della sua vita da turista, come noi quando facciamo turismo vogliamo essere ben accetti. C'è ancora questo ostacolo a volte culturale da superare, per far capire a tutti che anche chi non vive direttamente di turismo, dal turismo ne può avere beneficio. È l'industria del futuro a livello internazionale. Per i prossimi 10 anni il trend turistico è segnato in crescita, noi dobbiamo approfittare di questo trend in crescita a livello mondiale, sapendo che è già, paragonandolo a un'industria, è già uno stabilimento costruito da riempire di uomini da far lavorare e di idee da produrre. Questa è la grande sfida che abbiamo per gli anni futuri. Una scommessa immediata che è quella di stabilizzare il trend del 2016 e
una scommessa futura, che è quello di incrementare il numero di turisti e il numero di paesi da cui questi turisti vengono verso la Liguria. In ultimo, chiudo, volevo fare un ringraziamento però a tutti gli operatori del turismo in Liguria, perché grazie al loro impegno, grazie al loro eroico comportamento di essere sopravvissuti a troppi anni di crisi, e quindi ad aver investito in periodi bui, soprattutto in qualità, che la Liguria ha potuto avere in questi 3 anni, questo trend di crescita positivo. Se avessero abbandonato, la Liguria si sarebbe trovata nuda davanti all'arrivo di nuovi turisti, e quindi un grazie particolare a tutti quelli che hanno faticato negli ultimi anni, hanno atteso la ripresa con grande coraggio e si stanno impegnando affinché il turista in Liguria si senta a casa propria.